Allora, Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza Friuli Venezia Giulia. Quello che noi percepiamo, Padrone, è che la gente, pur rispettando le forze dell'ordine, ma a questo punto si fida sempre meno, insomma. Sì. Perché i furti ci sono dalla mattina alla sera, i delinquenti non vengono presi, e se vengono presi il giorno dopo vengono rimessi in libertà. Io discuterei su questa seconda sua espressione e leggendo quello che è la domanda di questa sera. Domanda è stata da dichiarazioni che abbiamo ascoltato anche quest'oggi in TV, gente che dice basta, io devo andarmi perché non posso essere derubato per la seconda volta. Sì, ma questo è vero, cioè è inutile che noi stiamo qui a negare. Il problema è che, ripeto quello che ho sempre detto, se continuiamo, se i governi, la politica pensa che investire nella sicurezza, quante volte l'ho detto, è un costo, così come per la sanità e così come per la cultura, insomma materie così importanti, noi non andiamo da nessuna parte, telespettatori di lettore, cioè se noi i poliziotti hanno un blocco stipendiale, no? le dicevo prima fuori programma, un blocco stipendiale dal 2010, il che significa che il poliziotto fino al 2015 non potrà, tutti i poliziotti, magistrati tutti? No, magistrati no, perché la Corte, sì, perché c'è una sentenza di questi giorni, la 310 proprio, iniziata da noi. I magistrati quindi hanno... I magistrati, la Corte Costituzionale, dopo 3 anni, perché abbiamo iniziato questa lotta nel 2010, bene, a maggio del 2010 e si è conclusa 3 giorni fa, praticamente i magistrati per tutti questa sentenza ha dichiarato che il blocco stipendiale per i dipendenti pubblici è bloccata fino al 2015, per i magistrati no, quindi ci troviamo un magistrato che guadagna... Ma non lo so, perché non so chi ci sia al governo o chi abbia firmato la sentenza. Sta di fatto che... Ma alla Corte Costituzionale non ci sono magistrati, mi scusi. Non so. Allora, come no? Cioè, la Corte Costituzionale non c'è di sì, no? Perché... È un magistrato, è un ermellino. E secondo lei si fermava una condanna? Lo so. Tant'è che 119.000 euro stipendiali contro i 26 del professore, contro i 31 del dipendente pubblico. Allora, dove vogliamo andare? Dal lunedì al venerdì, è stato calcolato, c'è un libro sulla casta, cioè con un orario di 4 ore al giorno percepiscono questi stipendi per poi portare alla ultra casta, che è quella dei magistrati, che per 12 giorni io dovevo fare il magistrato, ha ragione lei. E intanto sa cos'è? Che continuiamo ad andare avanti, la gente risponderà in questa maniera, arriveremo alla violenza di strada, questa è la mia preoccupazione, alla violenza di strada senza poter intervenire, perché lei lo sa meglio di me, lo dice ogni giorno. Il problema sa qual è? Che io oramai da tempo lo dico. La mia paura, tra virgolette, è di incominciare a vedere su qualche lampione penzolare qualche delinquente. Speriamo. Ecco, e allora ha capito, allora cominceremo a capire che qualcosa sta cambiando in questo paese, perché l'italiano è buono. Ma quando si incazza, caro Raffaele Padrone... se avessimo però qualcuno che invece di pensare a fare partiti facesse il ministro dell'interno, e invece di regalarci 100 milioni di euro, che non ha detto che sono 100 milioni di euro diviso le 3 forze di polizia, e quindi sono 27 milioni, quando, mi scusi direttore, 27 milioni di euro, quando per cambiare i giubbetti antiproiettili ne servono 60 milioni e scadono ad aprile del 2014. Tanti auguri, vi voglio bene, a tutti. Tanto Raffaele Padrone, non vi darei nemmeno le pistole, tanto se le usate andate in galera, quindi i soldi per i colpi, appunto, quindi, 900 quindi lasciamo che la gente possa difendersi da sola a questo punto. Continuano senza sosta.